Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, una edizione ricca di notizie di cronaca, quella di oggi, visto che le scorse ore sono state contrassegnate da numerosi episodi, a partire da parecchi incidenti stradali, alcuni dei quali anche gravi, e poi a diverse spaccate, rapine e furti nella nostra regione. Vi racconteremo tutto dunque nel corso di questa prima edizione dei nostri notiziari. Partiamo dalla Marca trevigiana, dove tra stanotte e questa mattina si sono verificati 3 incidenti con un bilancio pesante, 6 feriti, 2 dei quali molto gravi. Ci aggiorna in diretta la nostra Elena Dal Forno con Michele Zanette per la parte tecnica. A te Elena, buongiorno. Sì, buongiorno Marta e buongiorno a tutti i teleascoltatori di Antenna 3. Siamo proprio nella casa di una delle persone che che ieri notte hanno subito uno degli incidenti di cui parlavi prima. Qui siamo a Povegliano in via Capitello. Parliamo ovviamente prima degli incidenti più gravi. Il primo a Castelcucco in via Vallorgana intorno all'1:20 di notte, una Golf con 3 giovani a bordo si è schiantata contro il muro di un'abitazione. 2 i feriti gravi, il 25enne di Asolo che era alla guida e un 16enne che è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo. Entrambi sono in gravissime condizioni, vi daremo conto ovviamente nei telegiornali della sera del decorso di questi 2 ragazzi. Il terzo, un 20enne che era invece sul sedile posteriore della Golf, è stato prima accompagnato a Montebelluna e poi a Treviso, non sarebbe grave come gli altri. Un altro incidente poi alle 7:20 di questa mattina a Biadene, lungo la Feltrina. 2 auto si sono scontrate, in questo caso frontalmente, in questo caso un'auto finita nel fossato e una 19enne rimasta ferita in condizioni molto gravi, trasportata in elicottero a Treviso, e poi abbiamo anche qui un 25enne ferito più lieve e trasportato invece a Montebelluna. Invece questa notte a Povegliano alle 4 di notte i signori che abitano in casa stavano chiaramente dormendo, hanno sentito un boato fragoroso e hanno aperto le finestre della camera che guarda proprio nel giardino e hanno visto un'auto proprio qui dove adesso Michele Zanette vi fa vedere, che è andata a scontrarsi contro questo muro, vedete, il muro della casa. Ora hanno messo un pannello di legno perché c'è letteralmente un buco lì sotto, tanto che l'impatto ha tolto il radiatore dal muro. Adesso ve lo fa vedere Michele Zanette. Quindi la casa ha cominciato anche ad allagarsi perché chiaramente usciva l'acqua dal radiatore. I signori si sono ovviamente molto spaventati, hanno subito chiamato l'ambulanza che è intervenuta. Pare che al volante fosse appunto un giovane tra i 30 e i 40 anni, non sappiamo ancora bene l'età e la dinamica ovviamente dell'incidente, se non che sappiamo che è uscito di strada in questa curva, proprio lì dove adesso stanno lavorando il proprietario di casa con il suo cognato, per rimettere a posto i danni che ha fatto quest'auto, che come vedete è entrata dalla strada, dalla curva, è venuta dritta e si è schiantata contro il muro. Tutto l'orto, gli oleandri, tutte le piante sono andate ovviamente divelte, però per fortuna nessun ferito grave o nessun danno alle persone in modo grave, chiaramente, se non lo spavento dei proprietari. Ecco, per il momento Marta è tutto qui da Povegliano, ti restituisco la linea e poi nei telegiornali Elena, della sera daremo conto anche delle dinamiche. Elena, sì? Mi senti? No, ti volevo chiedere perché peraltro questa raffica di incidenti stradali si verifica alla vigilia della giornata mondiale per ricordare le vittime della strada, e tra questa sera e domani sono molte le iniziative che in tante città, anche proprio in provincia di Treviso, si stanno mettendo in campo.
Sì Marta, hai detto bene, perché proprio questa sera a Castelfranco ci sarà una fiaccolata per ricordare ovviamente tutte le vittime che hanno perso la loro vita sulla strada. Domani FIAB Treviso alle 10 organizzerà una pedalata e andrà a mettere delle ghost bike di colore bianco nei punti dove lo scorso anno e quest'anno persone che tornavano a casa o che andavano in bicicletta sono state investite da alcune auto, e tutto questo avviene anche nel momento in cui la provincia di Treviso emana un comunicato stampa ricordandoci che gli incidenti mortali nella Marca diminuiscono del 28% e anche i feriti, però aumentano invece i casi dei pedoni investiti. Quindi come sempre la raccomandazione è andare piano. E con questo ti restituirei la linea e poi ci riaggiorniamo in serata per tutte le dinamiche e anche le condizioni dei feriti soprattutto. Grazie Marta, a voi la linea. Grazie Elena Dal Forno con Michele Zanette. Noi ora continuiamo con la cronaca, andiamo a Dolo dove è stata una nottata davvero di grande agitazione, quella appena trascorsa presso l'ospedale di Dolo, perché un paziente psichiatrico ha dato in escandescenza al pronto soccorso, si è accanito contro le strumentazioni fino a mettere fuori uso gli ambulatori di area verde. Il paziente, un uomo di 35 anni di Chioggia, si trovava al pronto soccorso per una consulenza psichiatrica. La visita si è svolta senza difficoltà in uno degli ambulatori, ma nel momento in cui la psichiatra presente per il consulto ha lasciato la stanza per un confronto con i medici del pronto soccorso, l'uomo è stato colto da un raptus, ha rovesciato armadi e postazioni tecniche nell'ambulatorio in cui si trovava, proseguendo poi nella sua azione fuori controllo anche negli ambulatori attigui all'area verde, al momento non impegnati fortunatamente in attività con altri utenti. Il personale presente, verso cui il paziente ha lanciato oggetti senza ferire nessuno in modo significativo, ha seguito l'evoluzione della crisi fino a quando l'uomo si è avvicinato all'area rossa. Qui, per impedire che altre persone potessero essere messe in pericolo, uno dei medici del pronto soccorso, supportato dai colleghi, è intervenuto con lo spray anti-aggressione che ha quindi consentito l'immobilizzazione del 35enne. Pronto poi l'intervento delle forze dell'ordine che hanno potuto contenere anche i successivi tentativi di nuova violenza da parte dell'uomo. Non si registrano fortunatamente feriti né tra gli operatori del pronto soccorso, che comunque hanno affrontato la situazione ad alta tensione emotiva, né tra gli utenti della struttura, proprio grazie alla prontezza degli operatori. I danni alle attrezzature sono comunque ingenti e potranno essere quantificati in diverse migliaia di euro. L'attività del pronto soccorso è comunque sempre proseguita negli altri settori, sia negli ambulatori di area verde sia anche in quelli dell'area rossa. Il paziente è stato affidato poi all'ospedale di Dolo in sicurezza sotto controllo delle forze dell'ordine. Si indaga naturalmente sulle motivazioni cliniche e personali che hanno potuto constatare e scatenare quindi una furia di questo tipo. Allora noi ora continuiamo con la cronaca giudiziaria questa volta, perché torniamo a parlare del femminicidio di Giulia Cecchettin con l'udienza che si è tenuta ieri mattina in aula Bunker a Mestre, che ha sancito la condanna definitiva all'ergastolo per Filippo Turetta. Sentiamo. Con sentenza di data 3/12/24, la Corte d'Assise di Venezia ha condannato alla pena dell'ergastolo e alle pertinenti pene accessorie Turetta Filippo, detenuto per questa causa dal 18/11/23, presente, difeso di fiducia, dichiarandolo responsabile dell'omicidio di Giulia Cecchettin. In data 30/10/25 l'imputato ha comunicato la propria rinuncia a presenziare all'udienza fissata avanti alla Corte. In data 6/11/25
La Procura Generale ha dichiarato di rinunciare all'appello della parte pubblica. Il processo a carico di Filippo Turetta per aver ucciso Giulia Cecchettin è finito con la condanna all'ergastolo. La breve udienza si è svolta nell'aula bunker di Mestre, dove l'imputato non era presente, di fronte alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, che alle 10:38 ha reso nota la presa d'atto della rinuncia dei ricorsi presentati dalla difesa dell'imputato prima e dalla Procura Generale poi. La condanna di primo grado passa dunque in giudicato con il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, non di crudeltà e stalking, e Turetta, in aula rappresentato dai sostituti dei legali Caruso e Cornaviera, resterà in carcere per scontare la pena. Una situazione singolare l'ha definita il presidente della Corte, Michele Medici, un caso unico, il legale di Gino Cecchettin, nemmeno lui presente in aula come il resto dei familiari. Credo che sia proprio unico come caso, una situazione unica. Io non ne ricordo un caso di un imputato che non fece l'appello contro una sentenza di ergastolo, ma non mi ricordo casi in cui l'imputato abbia rinunciato all'appello una volta proposto. Non lo so, quello che ha motivato l'imputato a questo non è compito mio pensarci, una mia idea ovviamente me la sono fatta, ma la tengo per me. È una scelta sua che va anche rispettata, come è pur sempre un diritto dell'imputato, i diritti si esercitano e non si commentano. Una sentenza che il legale di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, sostiene porti a riconoscere il movente di genere. Io ritengo che la Corte di fatto ha riconosciuto il cosiddetto movente di genere, cioè questi uomini spesso uccidono perché vogliono punire l'insubordinazione della donna che non risponde più alle proprie aspettative, e questa è stata una grande apertura, una spinta moderna, e io mi auguro che da questo momento in poi l'aggravante dei futili motivi, dei motivi abietti e futili, la Corte parla di motivi spregevoli, possa essere riconosciuta. Una sentenza che arriva a 2 anni dalla morte di Giulia, quando in questo periodo ancora la si cercava con la speranza di salvarla. Ricordo molto bene quella settimana che passammo a casa Cecchettin, fu surreale tutto quello che ne conseguì, e tutta la storia così assurda che abbiamo vissuto, che hanno vissuto loro in famiglia in primo luogo, e quindi questi giorni sono veramente, veramente particolari. Ma Gino ci sta dando una lezione di vita, di civiltà incredibile, e questo è l'impegno. Anche per questo è bene che oggi si concluda questa storia, perché l'impegno adesso deve essere quello del cambio culturale, che è epocale nella mia idea, nel senso che siamo veramente distanti anni luce da quello che è una possibile svolta. Con la cronaca torniamo in centro storico a Venezia con i nostri inviati. Vedo che abbiamo in collegamento Edi Caliman per raccontarci di una spaccata che si è verificata proprio a Rialto in una gioielleria. A te Edi, buongiorno. Marta, buongiorno a te e ai telespettatori. Ci troviamo in Calle delle Bande, nel quartiere di San Lio, a 5 minuti a piedi da Rialto, un quartiere molto frequentato soprattutto anche da turisti che stanno sempre più affollando la città. Siamo in compagnia del titolare del negozio Santi, un negozio che è storico di Venezia, e passeremo anche a raccontare di questo e della sua attività, però ha subito 2 sere fa una importante spaccata al suo negozio. Questa è la vetrina che si è corsi a riparare come si può per il momento, un vetro antisfondamento completamente rotto, con un posacenere utilizzato come ariete, un posacenere della Veritas. Cristiano Moschini, intanto buongiorno e grazie per essere con noi. Intanto che cos'è successo? Praticamente durante la notte hanno approfittato della assoluta tranquillità che c'è nella città, che è deserta, per fare questa effrazione qui, e purtroppo i controlli notturni sappiamo che sono sempre ridotti al limite. Penso che ci sia una pattuglia dei carabinieri che ha
la barca che gira per tutta la città, e sono quelli che io ho trovato appena i vigilantes mi hanno avvisato dell'effrazione. Sono corso giù e in una città deserta ho trovato appunto il mio negozio danneggiato e i carabinieri, che subito abbiamo fatto un primo accertamento di quello che era successo per capire la dinamica, che appunto è stata fatta sfruttando un ariete per fare 2 buchi nelle vetrine, e in corrispondenza di quei 2 buchi sono stati asportati degli orologi che erano in esposizione. Signor Cristiano, Marta ci fa vedere anche da dentro com'è la situazione, se possiamo, perché quello che impressiona è che è un vetro antisfondamento che è stato divelto con 2 quello giusto. Ecco, deve esserci qualche problema con il collegamento. E sono venuti a colpire proprio nel punto dove loro potevano recuperare della merce. Quella è stata recuperata da fuori, si sono anche feriti nel cristallo nel tentare di recuperare la refurtiva, e dopo sono scappati presumibilmente in casselleria in direzione San Marco, perché abbiamo trovato delle tracce degli espositori che loro avevano perso nella fuga. E niente. Montare di quanto? Allora, la stima che ho fatto sono circa di 20.000 euro di importo di merce di vendita, oltre ovviamente al danno dei cristalli, delle vetrine e tutto il resto del disagio. Azienda storica, lei fa i premi anche per Sanremo? Io faccio il trofeo del Festival di Sanremo e faccio i Leoni d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia, della Biennale Arte, tutto quanto. La mia è un'azienda di 3 generazioni, siamo qui dal 1968, io dall'80, per cui sono 45 anni, ma non mi è mai sfiorata l'idea di dovermi trovare oggi in una situazione del genere, cosa che invece in città la situazione sta degenerando dal punto di vista di questa malavita spicciola. Cristiano, grazie mille. Con noi ci ha raggiunto anche il vicepresidente della Confcommercio di Venezia, Andrea Rizzo, che anche lei ha un'attività qui a Rialto. Sì, ho un'attività vicino al San Giovanni Crisostomo, e anche lì, oltre a questa zona qui, anche 2 settimane fa sono andati questi personaggi che girano di notte su 2 attività, sia su un ristorante, sia su una gelateria, e sia anche a Sant'Apostoli, che hanno sul negozio dove vendono le magliette del Venezia, e quindi loro portano via velocemente il fondo cassa, spaccano praticamente le vetrine come in questa situazione qua, e quindi ci troviamo in una situazione molto grave, perché non è la spaccata di oggi, è circa 20 giorni ci sono questi personaggi, gli associati nostri ci chiamano continuamente che ci sono queste spaccate, controlli, come diceva il signore lì prima, ci sono pochi controlli, e qua siamo un momento un po' particolare, tutti hanno un po' paura, perché prima 5-6 anni fa non succedevano, invece adesso si è concentrato in questi 20 giorni e continuamente, non so come andremo a finire. Ci vorrebbero più controlli o al limite un qualche presidio permanente in centro, quindi più veloce, capito? E quindi vedremo, speriamo che non succeda più. La sensazione è quella che non ci si riesca a difendere la propria attività. Quello che ci diceva è che temete che siano delle bande di sbandati più che bande organizzate. Sì, sono sbandati che logicamente controllano un po' la situazione, vedono l'attività che è più facile, più rapida da spaccare, e quindi sono signori che praticamente sono proprio, non dico signori, ma sono gente che fanno cose veloci e no professionisti. E quindi di rivendere sostanzialmente presto la merce. Adesso non dico per droga o per altre cose, ma fanno, come si è visto, una cose veloci, capito? Spaccano, fuggono, e speriamo bene, perché qua, come ripeto, ci sono pochi controlli, forse Venezia è un po' particolare, ma qua arrivano parecchia gente adesso, e quindi bisogna stare un po' all'occhio. Grazie intanto Andrea Rizzo per essere stati con noi. E Marta, degrado crescente, preoccupazione crescente anche da parte dei commercianti. Se non hai domande con Tommaso Migotta ti restituisco la linea. Grazie di buon lavoro ai colleghi della redazione di Venezia. E da Venezia andiamo a Vicenza, dove anche qui i banditi hanno fatto irruzione, questa volta in una farmacia, e sono scappati con l'incasso. Sul posto il nostro Daniele Garbin con la collaborazione tecnica di Simone Squarcina. A te Daniele, buongiorno.
Buongiorno Eddie, buongiorno ai telespettatori, confermo, insomma, Vicenza, strada Cabalbi in fondo a Bertesinella, insomma siamo nella farmacia Cappellotto, come il dottor Nico, buongiorno. Buongiorno. Ecco, allora dicevi bene, la rapina a mano armata, erano in due, giovedì verso le 6, poco prima delle 6 sono entrati, hanno puntato la pistola proprio ai colleghi, erano in 3 medici al bancone e uno dei due incappucciati, ricordiamo, si è piazzato davanti alla porta, in questo momento ha messo il portaombrelli per bloccarla, e l'altro dove è andato? E l'altro è entrato direttamente dietro le casse dove c'erano i 2 colleghi, e aprendo le casse, arrangiandosi, ha fatto tutto lui e si è preso i soldi, e poi è entrata una cliente, l'hanno spinta dentro, e invece un cliente era già all'interno della farmacia, era già steso qui per terra. Che stato d'animo era in quel momento lì? Cioè, avete obbedito, avevate paura? Queste erano anche, con che atteggiamento si sono rivolti a voi? Allora, non hanno assolutamente urlato né fatto nessun tipo di scenata, molto calmi, tranquilli, però ripeto, non sono andati direttamente dove secondo noi sapevano già dove andare. Ecco. Quindi avevano già fatto un sopralluogo sicuramente? Molto probabilmente sì. In questo momento ci sono le telecamere anche che hanno ripreso la scena, avete chiamato i carabinieri, com'è stato l'intervento? Allora abbiamo chiamato i carabinieri quasi subito, appena loro sono usciti, e i quali devo ringraziare perché nel giro di 2 minuti sono arrivati con le sirene e ci hanno anche aiutati perché eravamo parecchio spaventati. Ecco. E nonostante questo, perché voi siete purtroppo allenati, vero? Qual è? Questo è il fatto di violenza numero? È la nona, e purtroppo abitando in periferia così capita, specialmente in questo periodo, che sono sempre successi, insomma, verso Natale. Ecco, Fa rabbia questo? Fa tanta rabbia, più che altro la paura, perché con i clienti dentro e tutto speri sempre che escano nel giro di pochi secondi, insomma, solo che è durata qualche minuto. Erano italiani, erano stranieri? Allora, secondo quel poco che abbiamo sentito, sicuramente uno era italiano e uno secondo noi aveva l'accento dell'est. Speriamo allora che vengano catturati in questo momento. Poi... Speriamo che vengano catturati, poi il resto non lo so. Grazie a lei. Ecco, da Vicenza è tutto. Marta, a voi la linea. Grazie a Daniele Garbin, buon lavoro anche ai colleghi della redazione di Vicenza. Noi ora torniamo a Muggia, in Friuli Venezia Giulia, per la tragedia costata la vita al piccolo Giovanni, 9 anni, ucciso dalla mamma con una serie di coltellate, una delle quali alla gola. Secondo quanto sta emergendo nelle ultime ore, la mamma Olena Stasiuk già nel 2018, nel pieno della battaglia con il marito per l'affidamento del figlio, aveva minacciato di uccidere il bimbo e poi togliersi la vita. Glielo leggo come è scritto: addosso la responsabilità degli eventi al signor Trame, verso il quale arriva a minacciare di ucciderlo, e quando l'educatrice la invita a riflettere, afferma che è disposta ad uccidere se stessa e il bambino buttandosi in mare. Afferma inoltre di non poter nemmeno pensare che ad occuparsi di Giovanni sia il padre, considerando l'intenso conflitto tra i due, che il crescere Giovanni in un clima di continua tensione potrebbe dar luogo a un lungo termine di provocargli dei danni. Ipotizza anche come soluzione il collocamento del bambino in un'altra famiglia. Questa è la relazione. Sono le frasi pronunciate da Olena Stasiuk e verbalizzate durante un incontro con i servizi sociali di Muggia nel luglio del 2018, a un anno dall'inizio del monitoraggio della condizione psichica della donna. In quell'incontro alla 55enne era stato comunicato che si stava valutando l'idoneità di lei e del padre per decidere sull'affido del figlio Giovanni. È quanto raccontato alla nostra emittente da Gigliola Bridda, all'epoca avvocato di Paolo Trame, il papà del bimbo di 9 anni trovato senza vita con la gola tagliata nell'abitazione della madre mercoledì sera in piazza Marconi a Muggia. La legale assisteva a Paolo Trame dal 2017, poco dopo l'abbandono della casa familiare da parte della madre, e il rapporto si era concluso consensualmente a fine agosto 2025. Io mi sono fatta veicolo delle preoccupazioni del papà. Più volte segnala la preoccupazione che si possa arrivare a questo esito, no? Nella nostra memoria, quando ci siamo costituiti nel giudizio
per la modifica delle condizioni di divorzio abbiamo proprio scritto questo, abbiamo detto questa volta il signor Trame non chiuderà alcun accordo, no? Così come aveva fatto nella separazione e nel divorzio, se non sarà chiaro quale sia l'effettivo stato di salute della donna. Quello che si teme è non solo per la salute psicofisica del minore, già fortemente segnato dall'anno trascorso con la madre e successivamente dal vederla in forma protetta, ma anche per la sua incolumità. Il signor Trame teme per l'incolumità del proprio figlio lasciato solo con la madre. Troppi infatti è accaduto in questi anni, troppe le esternazioni della donna, nelle quali le ha dichiarato che se lei non avrà il bambino non ce l'avrà nemmeno il padre. E nel prossimo servizio il punto sull'assistenza che il centro di salute mentale diede alla donna Olena Stasiuk dal 2017 al 2023 e perché poi fu sospeso quel tipo di servizio 2 anni fa. Sentiamo. Che la madre è stata seguita del CSM fino al 2023. Ora, io dico, in tutta questa vicenda da ieri c'è un convitato di pietra che manca ed è il CSM, no? Il centro di salute mentale, per intenderci, perché sarebbe da vedere lì anche le motivazioni per le quali si è deciso di non seguire più la madre. Così il sindaco di Muggia Paolo Polidori, dopo aver difeso l'operato dei servizi sociali del comune rivierasco, ha lanciato l'incognita rispetto all'operato del servizio di salute mentale, nello specifico il centro di Domio, sul caso di Olena Stasiuk che ha ucciso il figlio di 9 anni tagliandogli la gola nel suo appartamento di Piazza Marconi. A rispondere il direttore dell'area salute mentale di Asugi, Massimo Semenzin. È un percorso che è iniziato nel 2017, è stata visitata diverse volte al centro di salute mentale in seguito a una separazione dal marito probabilmente problematica che ogni tanto si manifestava in questa signora con dei disturbi di carattere reattivo, soprattutto d'ansia, diciamo, da quel che io ho potuto leggere nella cartella clinica. Un percorso di 6 anni, dunque, fatto di assistenza psichiatrica e psicologica, innescato dalla segnalazione del Tribunale dei Minori, deputato a dirimere le controversie sull'affido di figli di coppie alle prese con separazioni difficili. Quindi nel 2023 la decisione è stata seguita fino al 2023 e poi è stata concordata un'interruzione, non assumeva alcuna terapia farmacologica. Noi eravamo a disposizione qualora chiunque ci avesse avvertito che c'erano dei segnali di malessere, ma noi non siamo stati più avvertiti poi. Quindi la sospensione, diciamo così, di questo tipo di percorso è stata decisa perché la signora non manifestava più segnali di disagio? Esatto, è stata decisa per questo motivo, per motivi clinici non c'era più la necessità che fosse seguita. Infine, quanto a quella dichiarazione che Olena avrebbe reso ai servizi sociali nel 2018 minacciando di uccidere figlio e marito, che avrebbe ipotizzato idee omicidiarie, voi non avevate avuto conto? No, non eravamo a conoscenza di questo, non ne avevamo mai avuto notizia. Oggi è esattamente 1 anno dalla cattura e dalla carcerazione di Alberto Trentini, il cooperante veneziano in carcere in Venezuela dal 15 novembre del 2024. Continui gli appelli della madre Armanda affinché il giovane venga liberato. Prelevato a un posto di blocco e arrestato il 15 novembre 2024. Da allora Alberto Trentini, cooperante umanitario del Lido di Venezia, si trova in carcere in Venezuela, nella prigione di El Rodeo, nei pressi della capitale Caracas. In questi 365 giorni nessun capo di imputazione che ne giustificasse l'arresto. Imprigionato molto probabilmente solo come ostaggio politico. Soltanto a fine luglio, 9 mesi dopo la cattura, è stato nominato un inviato speciale per i detenuti politici in Venezuela. Laureato in storia a Ca' Foscari, un master in assistenza a Liverpool e in sanificazione dell'acqua a Leeds. Decine di esperienze sul campo, dall'Ecuador all'Etiopia fino a Nepal e Paraguay. Trentini era in Venezuela da ottobre 2024
2024, coordinatore di una ONG francese dedita agli aiuti alle persone con disabilità. In un anno solo 3 brevi chiamate alla famiglia, in cui Trentini ha voluto rassicurare sulle sue condizioni di salute, raccontando anche di aver smesso di fumare, chiesto come stava il padre e premurato di non muovere la sua auto perché la revisione è scaduta. Impegno costante da parte dell'avvocata Alessandra Ballerini e quello della madre Armanda Colusso Trentini. Si deve parlare di mio figlio, come si è fatto per altri italiani che fortunatamente, grazie anche al clamore mediatico, hanno fatto il ritorno a casa. Vi prego, non stancatevi di parlare di Alberto finché non me lo porteranno a casa. Appelli affinché vengano smosse coscienze e soprattutto la politica, perché nei confronti del governo venezuelano di Nicolás Maduro non si rimanga silenti, si tratti e si contratti per riportare a casa Alberto. Dalle colonne di Repubblica, la madre Armanda: Alberto ha dedicato la sua vita agli altri, ora è lui ad aver bisogno di voi. Scrivetene, parlatene, insistete perché chi deve decidere lo faccia senza più tentennamenti. Restiamo a Venezia perché a 10 anni dall'attentato al Bataclan sentiamo le parole del fratello Dario che testimoniano come l'esempio di Valeria Solesina, la giovane ricercatrice che perse la vita nell'attentato terroristico, sia ancora vivo e presente in città. Sempre manifestato non soltanto tramite le istituzioni del Comune di Venezia, ma anche proprio la stessa popolazione ha dimostrato nei confronti della famiglia tantissima vicinanza, tantissima commozione e anche una partecipazione al dolore veramente, dico, unica. Durante la cerimonia di commemorazione davanti al ponte che a Venezia porta il suo nome per il decennale della comparsa di Valeria Solesin, le parole del fratello Dario confermano come l'esempio e la vita di Valeria siano ancora oggi un tesoro prezioso che continua a portare frutti di unione da custodire. Sempre manifestato non soltanto tramite le istituzioni del Comune di Venezia, ma anche proprio la stessa popolazione ha dimostrato nei confronti della famiglia tantissima vicinanza, tantissima commozione e anche una partecipazione al dolore veramente, dico, unica, perché mi sento di dire, di utilizzare un aggettivo come questo, perché veramente da parte della famiglia almeno nei confronti del Comune di Venezia c'è sempre stata tantissima riconoscenza. L'abbraccio di Venezia è sempre stato presente fin dai primi giorni. Dario ripercorre anche le sue difficoltà personali a tornare a Parigi e spiega perché non ha voluto mai partecipare al processo. Ero stato a Parigi giusto una settimana prima degli avvenimenti e anche successivamente ai fatti non sono più tornato a Parigi, perché volevo tenermi vivo il ricordo di mia sorella per quello che era, con quel sorriso contagioso che aveva. E ha partecipato al processo mia mamma in rappresentanza di tutta la famiglia e ha partecipato all'intero processo in prima persona, quindi ha seguito un po' tutto il filo processuale. La cronaca ora ci riporta a Vicenza, dove un uomo è stato brutalmente aggredito da alcuni tossicodipendenti che aveva visto drogarsi nel giardino condominiale. La follia all'improvviso. Siamo a Vicenza in via Chiodi e in questo palazzo dagli ampi spazi condominiali si infilano vagabondi, sbandati, tossicodipendenti. Non è la prima volta che viene lanciato l'allarme da chi ci abita, ma questa volta è diverso. È successo quello che tutti avrebbero voluto che fosse evitato. Quella che raccontiamo non è più una denuncia di degrado, di sporcizia come in passato, ma un'aggressione, una violenta aggressione subita da Matteo Rossato, un residente che ci racconta gli attimi terribili vissuti e di cui porta i segni sul volto. È successo che mi sono avvicinato questi 3 soggetti che stavano spacciando e consumando. Qui ce n'era uno disteso che stava con le mani, stava tenendo un cucchiaino, l'accendino sotto e stava scaldando una sostanza dentro. Gli ho chiesto di andare via, che qui non possono stare perché è privato. Dopo 2 volte che gliel'ho detto, lui mi ha risposto: ti ammazzo, ha messo giù quello che stava facendo, si è alzato in piedi di scatto, mi è venuto contro e siamo finiti qui e io con la testa sono andato addosso questo muro. Mi ha anche tirato un pugno, quindi
ho perso 2 denti. L'aggressore, che apparentemente sembrava uno straniero sui 30 anni, si è allontanato con i 2 ventenni che erano in sua compagnia. È stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine e adesso sono in corso gli accertamenti per risalire all'identità del fuggitivo. Certo è che i residenti nella zona ora hanno paura. Ci hanno sempre detto che il pericolo percepito era diverso da quello reale e purtroppo è vero, ma purtroppo è vero il contrario, nel senso che il pericolo reale, ci siamo resi conto adesso, è molto molto più alto. A solidarizzare con la vittima anche Bruno Celsan, il commerciante che il 10 maggio, 6 mesi fa, con lo slogan Vicenza pretende sicurezza, ha organizzato una grande manifestazione con 500 cittadini in centro storico. Oggi però, dopo questa ennesima aggressione, è pronto a tornare in piazza. Questo evento dà spunto a una futura manifestazione che avverrà nei prossimi giorni e che stiamo organizzando, perché questo non deve più succedere. C'è bisogno di cambiare delle leggi, c'è bisogno di applicare delle leggi più severe nei confronti di questi soggetti, perché purtroppo la situazione è molto 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 grave. Chiediamo al Sindaco di convocare urgentemente un tavolo dell'ordine e sicurezza pubblica assieme al prefetto e al questore per fare il focus di quello che stanno diventando purtroppo alcuni quartieri della città. Vanno potenziati ovviamente i controlli, ma va fatto veramente un censimento di questi personaggi che stanno ovviamente invadendo alcuni quartieri. Andiamo ora a Cittadella, dove gli amici di Massimo Zen, l'ex guardia giurata condannata per omicidio, per aver ucciso un giostraio in fuga e recentemente graziato dal Presidente della Repubblica Mattarella, gli amici, dicevamo, hanno organizzato una giornata di CrossFit per i cani nell'area che aveva appunto costruito l'ex guardia giurata prima di andare in carcere. CrossFit Day a Cittadella, ci troviamo in compagnia di Massimo Zen e della moglie Franca Berto. Massimo Zen, quante cose sono cambiate da quel rilascio? Cambiate, cambiato che sono tornato a casa, e quella è la cosa più importante. Però ho ritrovato tanti amici, la vita quotidiana, per cui devo ricominciare, devo ripartire pian pianino, riprendere la salute, però cambiate nel vero senso della parola poche, fortunatamente. Tra l'altro lei ha iniziato anche a lavorare al canile di Presina di Piazzola sul Brenta. Questo invito che le era stato lanciato dal titolare, insomma, lei l'ha colto in pieno, anche perché lei ben conosce quella struttura. Sì, la conoscevo, portavamo là il mangime o coperte quando potevamo, però la conoscevo e quindi quando me l'hanno proposto ho detto sì, a occhi chiusi. Senta, che cosa prova dopo la grazia, dopo essere tornato a casa, il riprendersi in mano la sua vita? C'è un certo rammarico, c'è una certa rabbia in lei per quello che è successo? C'è e rimarrà nel tempo, perché non è una cosa semplice da cancellare, poi il tempo giudicherà quello che è successo, perché è successo e come è successo. Sarà il tempo a giudicare il resto della vita e delle giornate. Franca Berto, ricominciate a vivere, ricominciate anche a riappropriarvi delle vostre passioni. Certo, le passioni rimangono sempre, sono state tenute un po' assopite, anche perché il periodo che lui non c'era, diciamo, era un po' doloroso calcare certe passioni senza di lui. Quindi grazie anche agli amici appunto dello sport questo campo è rimasto aperto. Per me era doloroso venirci qua, perché voleva dire prendere ogni volta coscienza che lui non poteva essere qua in questo campo, perché quando uno entra in carcere lascia tutto fuori, famiglia, amici e anche i propri animali domestici. Cosa si sentirebbe di dire proprio a questo governo, a questo Stato? Di rivedere un po' il codice penale su certe cose, il codice penitenziario, e di decidere quale linea seguire per avere una linea uguale in tutti i carceri, perché ogni carcere è gestito da un direttore, giustamente, però se c'è un governo, a parere mio, dovrebbe essere un po' più presente su questa cosa, visto che è
c'è un governo che deve decidere, quindi deve essere un po' più presente. Poi non sono io che posso giudicare queste cose, c'è gente pagata per fare queste cose, quindi non posso dirlo io. La cronaca, torniamo a Treviso, nel quartiere di San Liberale cresce la tensione tra incursioni notturne ed aggressioni diurne, c'è forte preoccupazione dei residenti. Lei è terrorizzata? Molto, perché di situazioni così se ne sentono veramente da mesi e questo preoccupa non solo me ma tantissimi altri che vivono qui, sono residenti soprattutto a San Liberale. La signora Cristina, a nome di fantasia, preferisce rimanere anonima, è visibilmente impaurita. Le sue parole descrivono con lucidità il clima di terrore che si respira nel quartiere San Liberale. Residente da molti anni nella zona, racconta di non sentirsi più al sicuro a causa di una banda di giovani che, composta da 2 o 3 elementi, secondo le testimonianze, compie furti nei garage dei condomini. I furti continuano ormai da tempo e questo mette ansia a molte persone. Uno degli ultimi furti è accaduto proprio qui vicino. Sì, è accaduto qui in via Mantiero lunedì intorno alle 8:50 di sera all'interno di un garage di una moto, di una Ducati Monster S4R. A poca distanza dove hanno rubato la moto è stato ritrovato un cacciavite, probabilmente utilizzato per lo scasso o come arma impropria nel caso in cui i ladri fossero stati sorpresi. La polizia, dopo aver parlato con i residenti, conferma che il gruppo è considerato pericoloso. Secondo gli investigatori, infatti, i suoi componenti si aggirerebbero armati durante le incursioni notturne. C'è un sospettato, ha delle denunce. Sì, c'è molta paura, anche perché da residente nessuno si sentirebbe di andare contro queste persone proprio per il fatto che non sappiamo con cosa girano. Giovani armati che di notte compiono furti e bulli che di giorno offendono e attaccano. La situazione sta esasperando molti abitanti del quartiere. Hanno cominciato all'inizio vicino alla trattoria al Parbaco e poi si sono portati in via Sicilia, via Toscana e diversi palazzoni e portando via un po' di tutto, da trapano, dalla sega circolare, il compressore. Ma certamente che siamo esasperati. Non si può andare avanti in questa maniera. È una vita che ti impongono di paura, di timore, perché non sai mai se entrano addirittura a casa tua. Hanno aperto, rubato in tutti i garage del quartiere ormai. Non riusciamo a capire se si tratti di gente del quartiere oppure che vengono da fuori. Ai residenti, oltre a contattare le forze dell'ordine in caso di necessità, non resta che rafforzare i serramenti e installare sistemi di videosorveglianza. Io ho consigliato a molti di mettere magari qualche telecamera nei punti focali in maniera anche da identificare queste persone. E ladri in azione anche a San Biagio di Callalta. In meno di mezz'ora hanno messo a soqquadro la camera da letto e rubato oro e pure i risparmi dei figli dei proprietari. Ieri sera alle 17:15 sono uscita, che ho accompagnato la ragazza che aveva un impegno, sono andata a prendere mio marito al lavoro, il figlio che aveva un altro impegno. Tempo mezz'ora e abbiamo trovato la porta spalancata, i cani fuori. I vicini hanno sentito i cani abbaiare in un modo strano, hanno buttato un occhio ma non hanno visto nessun movimento, tra l'altro non sapevano che eravamo via. Abbiamo trovato la camera devastata praticamente. Un copione che ormai si ripete non appena scende l'oscurità. Nella Marca, sotto assedio dei ladri, l'ennesimo furto in via Postumia Est a San Biagio di Callalta. Ad essere presa di mira una villetta, i proprietari probabilmente tenuti d'occhio dai malviventi arrivati e fuggiti dai campi retrostanti l'abitazione, strappato anche un faro con sensore di movimento per non essere visti mentre entravano in casa. Hanno portato via un po' di oro e i risparmi dei ragazzi che avevamo da parte, le mance delle feste varie. Rabbia e amarezza per la proprietaria, ma anche il sollievo che i 2 figli non fossero in casa. Anche perché a volte capita che c'è la ragazza chiusa in camera a studiare da sola, fatalità ieri era via. Cioè, dico, nel male è andato bene per quello che non c'era nessuno in casa. E ladri scatenati anche a Cittadella, i residenti sono esasperati e molto preoccupati ovviamente. Sentiamo. Non c'è più padrone di niente.
mi sono informato, mi compro una pistola, il primo che capita qua dentro, senza il mio consenso, gli sparo. La gente è esasperata, non ne può più dei continui furti in abitazione che stanno mettendo in ginocchio tutto il territorio, dal Bassanese all'Alta Padovana, un'area vasta presa di mira dai malviventi che stanno seminando paura tra i residenti, paura come quella provata da una donna che mentre si trovava nel salotto del suo appartamento, siamo in via Generale Giardino nella zona est di Borgo Bassano a Cittadella, ha sentito rumori provenire dalla camera da letto dove i ladri erano riusciti a entrare forzando una finestra sul retro. La proprietaria è rimasta bloccata dal terrore, non ha neanche avuto la forza di urlare come ci ha raccontato fuori da telecamere e microfono, ancora sotto shock, le gambe che le tremavano. Una manciata di minuti e tutto è finito, ma quello che non è finito per questa donna è il senso di debolezza provato, il sentirsi totalmente insicura anche tra le quattro mura domestiche. La gente non ne può più, dobbiamo difenderci da soli, ci dicono. E continua, se non fermiamo questa roba qua è un disastro, è un disastro. Perciò che si dia metti le mani sulla coscienza qualsiasi persona, che sia una roba impressionante. Qua bisogna agire in qualche modo, basta parlarne, bisogna agire. O si prende in mano la severità, la punizione come si deve, perché senza punizione non c'è educazione, non c'è nessuna educazione. Un continuo stato di tensione e allerta, il timore di vedersi svaligiata la casa da queste persone senza alcuno scrupolo, di trovarseli davanti e provare a metterli in fuga, come è successo ad alcuni residenti, sempre in Borgo Bassano. Hanno scavalcato qui, hanno saltato e sono andati lungo quella stradina, in fondo al cancello in fondo, perché è chiusa quella strada. Poi li abbiamo persi, c'erano qui i carabinieri. Comunque sono entrati anche nella sua proprietà? Sì, hanno scavalcato qui la rete, hanno scavalcato il cancello e sono andati via. Ho visto due persone incappucciate con un passamontagna da moto e ho gridato un po', sono scappati e basta. E c'è paura? La paura c'è, d'altra parte se ne sentono tante e quindi un po' di preoccupazione c'è. Fa pensare che i tempi stanno cambiando. E cambiamo decisamente tema, lasciamo la cronaca per il momento per andare a Venezia e parlare del delfino Mimmo, una notizia con i video sui social che ha fatto il giro del mondo con la presenza di questo delfino proprio in bacino San Marco. Ebbene, questa mattina da parte della Guardia Costiera sono iniziate le operazioni per allontanarlo dalla parte centrale della laguna per riportarlo nel suo ambiente naturale. Ci aggiorna in diretta al telefono da Venezia Lorenzo Maira. A te Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno Magda, a te i nostri telespettatori. Sì, dicevi giustamente, sono iniziate questa mattina intorno alle 9:30 in bacino di San Marco le operazioni ovviamente coordinate dalla Capitaneria e Guardia Costiera di Venezia per diciamo prima localizzare il delfino che da mesi sta nuotando, sta giocando anche sul Canal Grande ma anche su altri canali della laguna, che è stato visto già in estate a Perestino, il delfino che, come hanno spiegato anche oggi gli operatori della Guardia Costiera, sta bene, si è cibato abbondantemente, ma ora l'autorità marittima ha deciso questa mattina di iniziare le operazioni che sono tuttora in corso e che prima del tramonto, se tutto andrà a buon fine, forse già dal primo pomeriggio dovrebbe permettere di accompagnare con dei mezzi nautici che scorteranno il delfino fino in mare aperto, perché si presuppone che il delfino possa avere anche perso l'orientamento, anche se queste settimane in laguna si è passata abbastanza bene, è stata un'attrazione, ha incantato anche i bambini e si è fatto vedere, fotografare, immortalare anche con dei tuffi, dei giochi, quindi è stata una presenza molto gradita, molto piacevole e simpatica, chiaramente una presenza che non è tipica dell'acqua lagunare, anche se l'acqua lagunare lo ha preservato, va custodito, perché si riflette anche sul fatto che questa perdita dell'orientamento possa essere stata provocata anche dai
cambiamenti climatici, dell'innalzamento dei fondali lagunari, di tutta una serie di situazioni che hanno comportato per esempio anche le correnti marine. Ecco che dopo questo tempo è opportuno che il delfino possa essere accompagnato fuori dal mare Adriatico. C'è stata una nutritissima colonna sia di mezzi che di uomini, personale specializzato in contatto anche con l'Università di Padova, che sta facendo tutte le operazioni del caso. Per questa ragione in mattinata in laguna la navigazione, che comunque è sempre stata regolare, ha avuto anche in alcune fasi dei rallentamenti, proprio perché le operazioni sono comunque molto delicate e il delfino va protetto. Grazie a Lorenzo Maier. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ci rivediamo tra poco con lo spazio dedicato all'approfondimento politico in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 di novembre. Linea alla regia, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Siamo allo spazio dell'approfondimento politico che dedichiamo nella nostra prima edizione del telegiornale in vista delle elezioni regionali in programma per il prossimo 23 e 24 di novembre. Quest'oggi in studio qui con me, li saluto e li ringrazio per essere presenti, Paola Roma della Lega e Ennio Cunial di Democrazia Sovrana e Popolare. Buongiorno e benvenuti. Grazie del vostro invito. Vorrei cominciare subito con un tema di grande attualità, purtroppo del quale abbiamo parlato in tutta la prima parte del telegiornale, quello della sicurezza. Sicurezza su tutti i fronti, perché nelle ultime settimane c'è stata una recrudescenza dei furti, delle rapine, degli atti anche messi a segno da minori da parte di baby gang. Qui siamo a Treviso e proprio Treviso è risultata essere la città d'Italia che ha visto il maggior incremento di reati messi a segno da minori. Quindi comincerei da lei, Paola Roma. Che idee avete in mente, che piano avete in mente per rispondere a questa richiesta di sicurezza che viene dai cittadini? Beh, sicuramente intanto tutto ciò ha a che vedere con i rapporti con gli enti locali e quindi con tutta quell'opportunità di incremento della situazione della videosorveglianza, cosa che diventa fondamentale, considerato anche che nei bandi ai quali i comuni partecipano diventa fondamentale non solo il numero di telecamere presenti sul territorio, ma anche e soprattutto quei criteri che vengono poi stabiliti a livello nazionale per poi l'erogazione in fase successiva ai territori, anche di questo. Voglio ricordare che all'interno dei nostri territori poi abbiamo la suddivisione in distretti proprio legati ovviamente anche alle convenzioni con le polizie locali, e quindi diventa fondamentale anche aiutare gli enti locali rispetto a questa declinazione, ma anche e soprattutto all'intercettazione delle opportune inserimenti anche all'interno proprio della pianificazione. Voglio ricordarlo perché le normative che riguardano poi tutta la parte sicurezza sono anche normative che riguardano le autorizzazioni da parte della prefettura dei luoghi sensibili dove devono essere installate, oltre che chiaramente il rispetto della privacy. Questa è una primissima parte che volevo legare proprio rispetto agli enti locali, ma dall'altra ovviamente per quanto riguarda anche la situazione proprio legata alle attività che le amministrazioni pubbliche pongono in essere, proprio legata anche a quell'attività del controllo di vicinato che va implementato naturalmente non in fase sostitutiva ma come aiuto all'attività delle forze dell'ordine, e quello che il nostro candidato Alberto Stefani ha presentato come servizio Veneto rispetto alle baby gang è proprio quella opportunità per i ragazzi di avvicinarsi a quello che le associazioni del volontariato, in particolare quello che fa la protezione civile, possano trovare invece attraverso queste associazioni la maniera per comprendere che l'ambiente in cui vivono va rispettato soprattutto in primis da loro, e il dare una mano agli altri diventa fondamentale, un po' riprendendo questo. Ricordo che poi
nelle fasi successive abbiamo dai 18 ai 28 anni l'opportunità del servizio civile e in fase successiva anche tutti quei bandi legati all'Erasmus e fondi Horizon che servono proprio per la formazione dei ragazzi. Quindi prevenzione, diciamo, prevalentemente, c'è poi l'aspetto anche repressivo. Certamente, questo per esempio l'abbiamo visto con Rovigo, quello che è capitato rispetto al decreto sicurezza che è accaduto proprio la scorsa settimana, dove ovviamente quel tipo di intervento diventa fondamentale, ma diventa fondamentale tutto quello che anche lo Stato centrale sta cercando di portare avanti rispetto a questo, tra ovviamente quello che significa anche il lavoro che si sta facendo rispetto alle normative e poi l'applicazione delle stesse del territorio proprio per la legittima difesa e la parte legata proprio alla sicurezza. Voglio ricordare che anche rispetto a questo un altro tema, un'altra materia di cui si sta occupando anche la manovra che verrà poi declinata in fase successiva, si occupa anche proprio di quelle persone che arrivano nel nostro territorio e che dall'altra parte hanno chiaramente anche per tutta quella parte di assistenza e di verifica del decreto flussi, degli ingressi e delle modalità anche di controllo. Ecco, Ennio Curial, democrazia sovrana e popolare, la vostra ricetta, chiamiamola così, per la sicurezza e per rispondere a questa esigenza che viene forte dal territorio. La nostra ricetta è molto semplice, concreta, se lei ha visto anche i nostri punti del nostro programma non sono moltissimi, perché? Perché non vogliamo scrivere libri dei sogni che già sono stati scritti da tanto tempo e comunque calare sul territorio quella che è una realtà e i bisogni dei cittadini penso sia molto più importante che parlare in generale di quello che bisognerebbe fare. Allora, il nostro programma prevede anche la sicurezza, come voi stavate dicendo, ma la sicurezza da che cosa parte? La sicurezza parte intanto, come diceva il Sole 24 Ore, diversi anni fa, occupandosi di Padova per esempio, dei flussi che si sono insediati in una città come Padova che facevano altro che aumentare la delinquenza locale. Cioè cosa vuol dire? Se i delinquenti o comunque coloro che sono diciamo ai bordi di questa civiltà, di questa realtà che delinquono, se aggiungiamo degli altri ovviamente il problema diventa esponenziale. Che cosa bisogna fare? Bisogna ovviamente, e anche le forze dell'ordine sotto questo aspetto sono in forza certamente minore rispetto a quella che è la quantità di delitti che vengono compiuti. Bisogna ovviamente ricercare nella cultura, bisogna ricercare anche nel rispetto del proprio ambiente e anche della propria provenienza. È un discorso principalmente di cultura. Cultura in che senso? Se io amo il mio territorio, se io amo vivere in un ambiente che sia pulito e non degradato, apporto anche il mio operato in aiuto di chi sinceramente può essere diciamo tipo le forze dell'ordine esposte oltre ai cittadini a queste realtà che sono incontrollate. Allora diciamo le percentuali che oggi vediamo anche nei carceri eccetera, di quali soggetti sono fatti? Sono fatti da soggetti stranieri, le percentuali più alte. Quindi vuol dire che noi abbiamo importato parecchia gente che non aveva niente a che fare con l'ospitalità, con il lavoro, con tutte queste cose. Abbiamo buttato dentro una serie di soggetti in questo territorio, nell'Italia e molto anche nel Veneto. Vediamo che questo si sparge sempre di più a macchia d'olio. I nostri paesi non sono più sicuri come una volta per questo motivo qua, perché ormai o è ridotta la fame o è predisposto a delinquere, la gente arriva a mettere paura ai cittadini. Baby gang sentivo prima, io direi con molta attenzione anche genitori gang, perché quando un insegnante ti corregge per darti una migliore visione del tuo lavoro, del tuo futuro, eccetera, il genitore, perché l'insegnante dà una nota sul diario, arriva il genitore e picchia il maestro. Questi ragazzi qua come vengono su? Col coltello in mano,
con la forza bruta per farsi una ragione. Quindi dovremmo mettere un po' a posto tutte queste cose qua, sinceramente, secondo il nostro punto di vista, e dovremmo avere meno soldi sperperati in cose che non sono utili quanto più necessarie per ciò che riguarda, e poi ne parleremo, spero, anche dell'aspetto della sanità, eccetera, dove vanno anche molti soldi, invece di essere impiegati in necessità proprio che il cittadino ha, toccando ogni giorno le problematiche che sappiamo sia qui per discutere questo, appunto. Ecco, infatti proprio l'altro tema che volevo affrontare, che è risultata essere la prima delle preoccupazioni dei cittadini veneti, è proprio la sanità, legata anche al sociale, che sono diventate un po' il centro dell'agenda politica per dare delle risposte ai cittadini. Paola Roma, sicuramente la sanità veneta è come dire migliore di tante altre del nostro paese, però comunque tanto è ancora da fare, resta ancora da fare. Questa è una richiesta che viene pressante dal territorio. Sì, certamente, infatti il sociale è il punto fondamentale proprio del programma del nostro candidato Alberto Stefani, e che vede proprio questa interazione del sociale con la parte sanitaria. Nel nostro territorio saranno poi 17 nella provincia di Treviso le case di comunità che verranno a costituirsi. Questo significa andare a riorganizzare in modo puntuale e preciso il rapporto tra ospedale e territorio, sempre di più avendo a livello del territorio l'opportunità di avere gli strumenti e tutta la parte della specialistica in un lavoro che va fatto assieme ai medici di medicina generale, ma anche ovviamente a quelle nuove figure legate all'infermiere di famiglia e chiaramente a tutta quella opportunità che danno anche gli strumenti legati anche all'intelligenza artificiale proprio per migliorare questo. Solo che già in alcuni casi i nostri cittadini sono seguiti anche attraverso i device da remoto. Quindi ma una si riferisce alla telemedicina? Alla telemedicina, esattamente. Però cosa significa tutto ciò? Che se seguiamo perfettamente anche il paziente magari a domicilio attraverso l'utilizzo della telemedicina, e questo è sempre di più, voglio dire, rispetto anche all'analisi che è stata fatta da quello che significa l'indagine che è stata proposta proprio dal Ministero della Sanità, dice che il problema più grande che noi abbiamo è quello legato alla solitudine. Ecco che il terzo settore e il mondo del volontariato sono soggetti fondamentali che devono collaborare con noi proprio attraverso gli ambiti territoriali sociali che si andranno naturalmente ad esplicare nella nostra regione da aprile del prossimo anno, con le costituzioni opportune rispetto a quella norma nazionale, la 328 del 2000, che ha obbligato tutti i territori ad adeguarsi a questa normativa per garantire i LEPS, i livelli essenziali delle prestazioni sociali in tutti quanti i comuni. Questo significa che anche in quei territori più piccoli, dove magari anche l'assistenza domiciliare aveva un peso importante e tante volte non trovava un professionista dall'altra parte per poter dare delle risposte, dovrà essere garantita in maniera uniforme a tutti quanti i cittadini. Poi dall'altra parte abbiamo anche tutto il rafforzamento dei nuovi professionisti, le opportunità naturalmente legate anche agli incentivi rispetto a questo, e chiaramente in maniera importante sarà sempre di più anche la figura dello psicologo di base legato proprio ai medici di medicina generale, perché è una prima istanza, una prima risposta sul territorio proprio legata anche alla cura, alla prevenzione della parte legata al disagio. Io credo che il sociale un po' sia legato un po' a tutte le materie. Ne parliamo nell'agricoltura, perché in tante situazioni abbiamo un agricoltore che magari ha anche una situazione di 1 ettaro, 2 ettari di terreno e che magari servono proprio per continuità rispetto anche a quello che è il reddito della persona. Credo che anche queste siano delle funzioni sociali che vengono portate nel territorio e anche di aiuto allo stesso imprenditore agricolo nelle esplicazioni proprio di queste attività e nel mantenimento anche della propria situazione. Dall'altra parte, con le imprese abbiamo tutta quella parte di welfare aziendale che viene posto in essere naturalmente dalle aziende e che va ad implementarsi in continuità con quel lavoro che la Regione Veneto ha fatto proprio per permettere anche che ci siano queste opportuni sviluppi e le opportunità naturalmente sul territorio di utilizzo naturalmente di quello che significa la parte del welfare aziendale. Io credo che avremo poi nel prossimo anno anche il numero unico europeo armonizzato, il 116-117, che è un'ulteriore sfida che abbiamo con 2 centrali operative che sono a Vicenza e a Mestre, ma che ci metteranno naturalmente a sistema rispetto anche alle risposte da poter dare ai cittadini
in maniera più idonea, puntuale e precisa, ma sicuramente nella collaborazione che attraverso le case di comunità deve passare sia attraverso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, la parte della continuità assistenziale, ma anche tutta la parte di specialistica, in maniera che sempre di più solo in ospedale arrivino gli acuti e sempre di più sicuri sul territorio, proprio per evitare anche gli spostamenti delle persone anziane e anche il poter migliorare anche il livello di cura. È chiaro che tutta un'attività preventiva diventa fondamentale anche attraverso le società sportive, ma anche attraverso le associazioni di volontariato, proprio per intervenire nella parte dell'invecchiamento attivo, per evitare le fratture, i traumi da caduta anche nelle persone anziane, quindi promuovere assieme alle amministrazioni comunali, quindi agli enti locali, anche tutta quell'attività preventiva che si rivolge anche per la fascia più adulta della popolazione e che significa anche toglierli dalla solitudine magari sempre di più di persone che non hanno vicini i figli ma che abitano da sole, e naturalmente di costituire delle reti sociali che permettano naturalmente un welfare territoriale. E di questo ne parliamo anche dopo, proprio perché la nostra società sta invecchiando e quindi cambiano anche quelle che sono le esigenze assistenziali della popolazione. Ennio Cunial, la questione della sanità per voi. È un bel discorso, basti solo pensare che il primo capitolo di spesa per ogni nazione, per ogni regione, l'80% circa è dedicato proprio nel capitolo di spesa proprio alla sanità. Ma vede, noi siamo molto bravi a curare e a parlare della sanità perché ce la prendiamo a cuore sta roba qua, ma poi nel concreto cos'è che facciamo? Faccio un esempio semplice, le armi. Noi abbiamo dato 2,5 miliardi all'Ucraina, che non fa parte dell'ONU ovviamente, e abbiamo tolto praticamente una risorsa fondamentale che potrebbe andare per esempio agli ospedali, alla sanità. Cioè con 2,5 miliardi potremmo fare molte cose per la sanità, ma non solo per la sanità vista così come ospedali eccetera. Per esempio la Banca del Tempo. La Banca del Tempo cosa ci permette di fare? Avere dei professionisti che, diciamo medici in generale e operatori sanitari, va bene, che dedicano delle ore durante la settimana per dedicarsi a visite con prezzi accessibili e calmierati. Quindi già questo ci permette di avere diciamo, una visione della sanità in maniera molto diversa ma più accessibile. Lei intende medici e professionisti del settore pubblico, quindi? Che mettono a disposizione il loro anche tempo. del settore pubblico, cioè medici che si dedicano, ci sono medici che arrivano anche oltre la loro carriera, sono in pensione e si dedicano anche a questo, per cui tutti coloro, quegli operatori che in fase proprio di servizio sociale, che vogliono dedicarsi a questa realtà che è deficitaria sostanzialmente, questo per anche svuotare le lunghe code che ci sono, perché ormai arriviamo ad avere l'appuntamento dopo la morte. A me è successo, per esempio personalmente, di avere un infarto e dovevo fare la prova dello sforzo e stavo uscendo dall'ospedale dopo essermi fatto 3 angioplastiche. Quindi siamo in ritardo. Se avessimo appunto quella realtà che ci permette di svuotare gli ospedali per certi servizi, avere una prossimità dove i servizi sono vicini, togliere dall'ospedale, c'è stato un progetto in qualche paese della Pedemontana di questo genere, poi è stato abbandonato per vicissitudini proprio di amministrazione. Ma la realtà per esempio è anche questa, che se tu ti interessi attraverso diciamo così il CUP eccetera, ti obbliga ad andare in quel periodo, in quel momento con determinati medici. In questo caso qua uno ha la possibilità di scegliere, ha la possibilità quindi di snellimento della sanità ordinaria nei maggiori ospedali. Questo cosa vuol dire? Quello che noi predichiamo, che è nel nostro programma, quindi la sovranità anche medica, quindi decidere, cioè avere in mano noi un modo per decidere
come curarci e quando curarci con un metodo che sia accessibile, non sempre in attesa. Qual è uno dei problemi principali? Le attese, le lungaggini, facciamo a tempo ad ammalarci. Cosa significa, mi scusi, sovranità medica? Cosa intendete per sovranità medica? Per sovranità medica decidiamo una cosa molto semplice, che non sia, cioè che il cittadino non sia in balia di forze oltre la capacità di decidere come curarsi e con chi curarsi. Questo è il pensiero nostro. Quindi diciamo togliere da protocolli che sono anche obbligati sia dalla gestione anche europea, eccetera, perché noi decidiamo delle cose in Italia che poi vengono decise dal nostro Parlamento, poi dal Parlamento vengono decise e naturalmente vincolate dall'Europa, quindi praticamente noi facciamo una politica che non serve a nulla, che ci impongono gli altri cosa dobbiamo fare noi, che non c'entrano niente con noi. La sovranità in generale che noi vediamo è la sovranità per riprenderci in mano, come diceva anche il nostro Presidente Rizzo, le chiavi del Veneto o della nostra cara Italia. Questo è il concetto, cioè decidiamo noi per la nostra terra, per le nostre regioni. Questo è il concetto. Allora, noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, do la linea alla regia, subito dopo ritorniamo in diretta. Ci rivediamo tra pochissimo, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, lo spazio dedicato all'approfondimento della politica in vista delle prossime elezioni regionali il 23 e 24 di novembre. Con me in studio Paola Roma della Lega e Ennio Cunial di Democrazia Sovrana e Popolare. Domani si celebra la giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, sono molte le iniziative in programma anche nel nostro territorio per porre l'attenzione su questo problema purtroppo ancora molto grave anche sulle strade del Veneto. Paola Roma, come intervenire in questo senso per fermare questa strage che purtroppo è quotidiana? Beh, sicuramente il lavoro di squadra anche con le associazioni in particolare che rappresentano le vittime sulla strada è un lavoro sinergico che mette assieme una serie di interlocutori. Nel nostro territorio sono nate anche quelle opportunità di entrare attraverso la provincia di Treviso nelle scuole, anche con dei testimoni, delle persone che raccontano ai ragazzi e li avvicinano a queste, come anche l'iniziativa dell'azienda sanitaria legata naturalmente a tutta quell'intervento sulle autoscuole dove viene esplicato anche ai ragazzi quali sono le situazioni e come anche ci sono questi anche pericoli che abbiamo nella strada. Qui c'è una duplice funzione, quella della sicurezza che chiaramente ogni amministrazione cerca di porre in essere con naturalmente delle azioni mirate rispetto a piste ciclabili, rispetto a rotatorie, rispetto a situazioni che contingentano il traffico e permettono, in base a quello che c'è scritto nel codice della strada, di applicare ovviamente le normative. Ma dall'altra parte abbiamo tutta quell'attività preventiva che è anche legata ai ragazzi rispetto anche alle situazioni di velocità. Noi per esempio, grazie anche all'attività della provincia di Treviso, c'è un campo scuola permanente presso proprio l'area di Vittorio Veneto dove i ragazzi possono anche vedere il limite di velocità e capire come reagiscono i veicoli rispetto a un innalzamento della velocità, perché molto spesso i ragazzi non hanno nemmeno la cognizione di cosa significhi avere ovviamente un'accelerazione e come poi il veicolo produce poi nell'impatto sul territorio la situazione. Quindi tutta quell'attività che poi viene svolta da parte delle associazioni, in particolare nel nostro territorio, Alba, Luci sulla strada, ha portato anche queste panchine di colore bianco che sono state messe nei territori anche vicino non solo alle scuole ma anche alle palestre scolastiche, palestre che poi vengono utilizzate dai cittadini, dagli anziani al mattino ma anche dalle attività sportive durante il corso della giornata e le serate, proprio per creare anche quella consapevolezza, quel pensiero anche rispetto a cosa significhi anche questa situazione a livello territoriale. Credo che nella giornata
che celebriamo domani, diverse sono state le iniziative, ma le più importanti sono proprio quelle legate anche alle scuole, ai dirigenti scolastici e alle associazioni sul territorio. Un lavoro di squadra che vede la nostra provincia aver avuto assieme la provincia di Treviso, la parte della prefettura, ma anche dall'altra parte l'azienda sanitaria, perché credo che quando si parla di prevenzione e anche attraverso il piano di prevenzione regionale, che ha delle declinazioni poi anche sui territori, con quello territoriale, diventa fondamentale anche porre in essere delle azioni uniformi e che ci permettono di lavorare soprattutto con le fasce di popolazione, unendo una parte naturalmente legata proprio alle azioni che possiamo porre in essere per ridurre la velocità all'interno delle opere che noi facciamo nelle strade, ma dall'altra chiaramente a tutto quello che significa il pericolo e quindi quell'attività preventiva che diventa funzionale anche per come i ragazzi possono reagire anche nella strada. Ecco, Cunial, Democrazia Sovrana e Popolare, sul tema degli incidenti. Il tema degli incidenti è un tema, a nostro modesto parere, che dipende molto da un paio di fattori che sono quelli principali, certo non girando intorno al problema. Il problema qual è? Strade che sono anacronistiche rispetto a quello che è la quantità di traffico, strade che sono anacronistiche rispetto a quelle che sono le velocità delle auto, sono anche più sicure, ma comunque c'è molto più traffico. Se vediamo, per esempio, faccio un esempio molto semplice, io sono in mezzo alla strada tutti i giorni. Se vediamo le rotonde, per esempio, le rotonde sono state fatte per diluire il traffico, per aumentare i tempi morti, no, di stazionamento, che poi provoca inquinamento, eccetera, perché ci sono tutte queste cose qua dopo da osservare in un mondo che si muove. Le rotonde, cosa succede? Non vedi che tirano fuori una freccia, non vedi che indicano la direzione, arrivano che sembra che debbano fare un Formula 1 per fare il miglior tempo per arrivare prima dell'altro. C'è un'educazione proprio che manca di base, c'è una prepotenza di chi ha l'auto più grossa, di chi arriva prima, e quindi questo provoca, ovviamente ci sono anche altre cause che sono dovute, come hanno sempre constatato, dovute a alcol, a droga e quant'altro, per cui tutto questo aumenta in forma esponenziale il rischio sulla strada. Sulle strade sono anacronistiche perché bisognerebbe dovrebbero esserci degli operatori, dovrebbero esserci per esempio la polizia locale che stazioni di più in certi luoghi che sono a rischio, piuttosto che fare delle multe per penalizzare il cittadino. Si capisce che oggi il mondo è fatto tutto di fretta, come dicevo abbiamo creiamo delle problematiche che non bisogna fare una strada piuttosto che un'altra, siamo legati nel 2025 a un fattore fondamentale che è quello di dire dobbiamo arrivare in tot chilometri. No, è in tot tempo che deve arrivare, perché quello che costa è il tempo, non è il chilometro. L'SPV è stata fatta che è stata anche molto contestata, è stata fatta per diluire traffico, per snellire traffico, per arrivare al punto di partenza, di arrivo, scusate, in tempi consoli. Se prendete per esempio la nostra pedemontana alta, quindi del Grappa, ci sono, io su questo mi sono dibattuto parecchio tempo fa, sul fatto di conoscere il problema. Allora, la pedemontana del Grappa parte da Romano, uscendo da poco prima dell'autostrada, lei arriva da Romano Dezelino a Pederoba, sono circa 20 km, ha una linea continua, non potrebbe superare nemmeno una bicicletta o un pedone, perché i mezzi di trasporto su gomma sono mezzi pesanti, occupano spazio e quindi l'incidente c'è sempre, perché ce ne sono tutti i giorni. Sono meno pubblici magari di altri, ma ci sono tutti i giorni anche in questo caso qua. Allora da cosa dipende? La fretta di dover arrivare, il momento che le strade non sono adeguate, la polizia locale che magari non è nei posti nevralgici e via dicendo, magari qualche serata fatta eccetera. Tutto questo provoca, diciamo, vittime sulla strada, però non andiamo ad analizzare, che è un grosso problema, quanti muoiono, ma non perché muoiono, perché dove stanno le problematiche. Quindi dobbiamo investire in
Sicuramente in cultura dei bambini in avanti, dobbiamo certamente fare anche un esame su quello che è il problema di viabilità che non sono consone con quello che è lo sviluppo attuale. Ci sono intasamenti, per esempio si fanno lottizzazioni e non si fanno o industriali o comunque diciamo residenziali e le strade non sono fatte per supportare il traffico che si muove. E quindi l'incidente per forza succede per necessità di probabilità. Certo, allora adesso vediamo un contributo che ci arriva dalla nostra redazione di Belluno, così abbiamo l'occasione per affrontare in breve, perché abbiamo ancora soltanto 5 minuti, il tema del commercio in difficoltà nei centri storici, nei paesi. A Belluno ora con Tiziana Bolognani, poi torniamo in diretta. Si chiama Città Sospese questo progetto, questa iniziativa che mira a riempire spazi vuoti lasciati in città, lasciati dai negozi che chiudono, e mai come oggi l'iniziativa accade a fagiolo, perché proprio oggi Confcommercio Nazionale ha diffuso dei dati davvero impressionanti che riguardano per l'appunto la chiusura delle botteghe commerciali, non solo naturalmente in Veneto ma in tutta Italia. A promuovere questa iniziativa in città, che porta l'arte e fa diventare le vetrine dei negozi sfitti, diciamo, una galleria a cielo aperto, in plein air, Ilaria D'Alessio, che è la promotrice di questa iniziativa e della piattaforma Micorizza, e Cristian Marchetti, che è il presidente della consulta dei commercianti di Belluno. Ilaria, intanto com'è nata questa iniziativa? Allora, l'iniziativa nasce appunto dalla piattaforma micorizza.art, che si occupa di generare progetti di riqualificazione e riattivazione urbana. Uno di questi è Città Sospese, che prende il suo luce, la sua prima edizione a Belluno, perché è la nostra città, e appunto Città Sospese nasce proprio da questa esigenza che hai anticipato. Le nostre città, non solo Belluno, anche città più strutturate, condividono questo problema delle vetrine sfitte, negozi sfitti, e quindi Città Sospese si inserisce in questa possibilità, invece che vederla diciamo come un problema, una possibilità, dove noi abbiamo veicolato questo tema dell'arte contemporanea, quindi un'arte accessibile a tutti. Quindi non si tratta solo di decoro della città, ma proprio di portare uno spunto culturale e per un periodo temporale riattivare dei punti che al momento sono magari bui e spenti. Cristian Marchetti, voi state naturalmente subendo questa situazione del commercio anche in città. È sotto gli occhi di tutti questa moria di negozi. Purtroppo la crisi c'è, è presente, e questo progetto che Confcommercio Dolomiti Belluno ha sposato immediatamente è stato come si può dire, un incontro fra l'arte e anche proprio la possibilità di tornare in centro e vedere le vetrine vuote in veste diversa. Quindi c'è stato proprio un aspetto di decoro urbano che nasce, però offre dei contenuti dal punto di vista della qualità e dal punto di vista dell'iniziativa. Tornare a vivere la città, rimpossessarsi degli spazi vuoti è sicuramente una missione, e questa manifestazione e questo tipo di interesse che nasce dalla volontà appunto di Città Sospese dà questo significato di far capire che il futuro è ridare la possibilità degli immobili sfitti, che abbiano sia affitti oppure vendita, però che possono essere comunque gestiti in maniera diversa. E quindi naturalmente lo scopo è sì creare una galleria a cielo aperto, ma soprattutto sollecitare la riattivazione dell'attività commerciale in centro. Certo, perché è normale, come sempre detto, facciamo un giro in città, facciamo un giro a Belluno, andiamo a vedere le vetrine. Ecco, le vetrine questa volta, quelle vuote, dove tante volte il passaggio si passa senza noncuranza ormai, adesso si accenderanno le luci su queste vetrine e si farà anche, come si può dire, una sorta di meditazione nel vedere che certi spazi possono essere occupati diversamente. Lei, Ilaria, parlava di un'iniziativa a tempo, o queste vetrine potranno essere viste dai turisti ma anche da chi risiede in città lungamente? Allora, l'esposizione sarà prolungata fino al 31 gennaio 2026, anche perché gli spazi sono privati, quindi noi comunque ci auguriamo che questo possa stimolare per i proprietari vendite
vendite o affitti, quindi ci sarà questa prima uscita e poi ci auguriamo, anzi se qualcuno è interessato a partecipare all'iniziativa, proprietari, ci auguriamo di poterla allungare anche poi con l'anno prossimo. Ecco, un tema dunque molto delicato e che tocca tutte le città. Purtroppo il tempo è quasi terminato. Proprio un flash sul commercio. Paola Roma. Sicuramente la valorizzazione del commercio di prossimità è anche una funzione sociale, perché riusciamo proprio a dare anche delle risposte rispetto a delle situazioni in cui gli anziani si avvicinano e anche lo stesso commerciante rileva alle amministrazioni un lato sociale che è legato magari al decadimento cognitivo oppure a determinate situazioni in cui dobbiamo anche intervenire. Quindi passa anche attraverso la valorizzazione delle stesse, con interventi che possono ridurre e calmierare la questione degli affitti, ma come i Cofidi che hanno funzionato anche nel nostro territorio, mettendo a sistema dei fondi anche attraverso le amministrazioni per agevolare questo tipo di ingresso, agevolarlo anche ai giovani e perché no anche a giovani con disabilità che possano entrare attraverso questo, chiaramente ricordandoci che ci sono anche delle normative nazionali rispetto anche all'imprenditoria femminile che passano anche dal creare la situazione in cui anche una donna che ha un figlio possa trovarsi sia nel pubblico che nel privato, cosa che non può fare ancora in questa maniera, nella stessa situazione, anche perché il libero professionista nel momento in cui ha un figlio deve ritornare al lavoro, altrimenti il reddito non ce l'ha. Certo, Cunial è molto semplice, sempre ci giriamo intorno. Allora, Belluno era la città che aveva la miglior qualità della vita in Italia fino a poco tempo fa, si sono rovesciate le cose. Allora anche qua la sovranità torna in ballo, costi e naturalmente ricerca. Dove va ricercata? Va ricercata per esempio nell'e-commerce. L'e-commerce utilizzano i nostri servizi, pagano le tasse all'estero, è molto semplice, quindi fanno morire i nostri negozi, le nostre qualità, le nostre tradizioni e poi ci giriamo intorno, però non arriviamo sempre al problema. Questo è tutto quello che io potrei dire, ma ci sarebbe da ragionarci sopra per giornate su questa cosa qua, perché veramente è una cosa che abbandoniamo, diciamo facciamo attenzione alle categorie deboli, bambini e anziani, poi li abbandoniamo per andare a prendere un etto di burro, devono andare a 10 km di distanza a piedi, cioè di che cosa parliamo, scusate? Ecco, allora sicuramente è un tema del quale ci sarebbe davvero tanto da parlare anche per tutte le implicazioni che questa moria dei negozi di prossimità hanno proprio sulle nostre città, sui nostri quartieri e sulla vita quindi delle persone. Io ringrazio per essere stati con noi Paola Roma della Lega e Ennio Cunial di Grazie Democrazia Sovrana e Popolare. Grazie a tutti voi telespettatori per averci seguito. È tutto per questa prima edizione. Vi lascio come sempre subito dopo la sigla alle previsioni del tempo. Arrivederci.